Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Evitare allarmismi. Il capo della Protezione Civile Carlo Tanzi interviene sulla psicosi scatenata dalla possibile caduta di frammenti del satellite cinese sulla Calabria. È più facile vincere al Superenalotto. I sindaci delle città del Tirreno Cosentino colpite dalla mareggiata della settimana scorsa chiedono l'intervento urgente della Regione. Inviata una lettera al presidente Oliverio per sollecitare lo stanziamento dei fondi per gli ingenti danni. 700 comuni alle urne il 10 giugno. In Calabria la tornata amministrativa interesserà 53 comuni. L'analisi di Open Calabria sull'incremento dei vitalizi degli ex consiglieri regionali per il 2018. Gli economisti sottolineano che si tratta di un aumento anomalo, guadagnano 3 volte di più di un calabrese medio. Lo hanno freddato con numerosi colpi di pistola nei pressi dell'abitato di Montauro. L'uomo aveva 79 anni. Secondo gli inquirenti si tratterebbe di una vendetta maturata in ambito privato. Nuova intimidazione alla Coppa antimafia Valle del Marro. In un terreno confiscato ai Mole di Gioia Tauro tagliate piante di kiwi. Squadre calabresi in campo domani. Il Crotone sfida la Fiorentina, il Catanzaro arbitro della corsa a 3 per la promozione. Cosenza di scena a Castellammare, a Lorenson c'è il Monopoli. Buonasera da Anna Franchino e benvenuti a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. In apertura parliamo delle rassicurazioni della Protezione Civile sulla possibile caduta di frammenti del satellite cinese che ha creato una vera e propria psicosi in Calabria. Carlo Tanzi ai nostri microfoni dice è più probabile vincere al Superenalotto. Vediamo. Se chiedete della stazione orbitale cinese Tiangong 1 scoprirete che la conoscono in molti. È diffuso infatti il timore per la possibile caduta al suolo di frammenti di satellite. I social alimentano la paura, ma quante possibilità ci sono che questi frammenti possano colpire la Calabria? In termini di probabilità è più facile realizzare 2-6 di fila al Superenalotto, uno dietro l'altro, che non che un pezzo di satellite ci possa cadere sulla testa qui in Calabria. Perché questo? Perché in pratica la fascia in cui potrebbero cadere questi pezzi di questo satellite, che ricordo originariamente è grande 10 metri, è lungo 10 metri, largo 3,5 metri, però all'impatto con l'atmosfera si disintegrerà in tanti pezzettini. Ecco, la fascia in cui può cadere praticamente ricopre la superficie di mezzo pianeta. Può cadere in mezza negli Stati Uniti, in tutto il territorio degli Stati Uniti, può cadere nel Sud America, può cadere in Africa, può cadere in Australia o può cadere ancora più facile a mare, perché il mare è molto più ampio come superficie rispetto alla terraferma. Quindi le probabilità sono estremamente remote e quindi questo allarmismo è assolutamente ingiustificato. La pioggia di briciole di satellite dovrebbe avvenire in un periodo preciso, dal 28 al 2 aprile. Fino ad oggi nulla è accaduto e per le feste la Protezione Civile rassicura. Godiamoci la Santa Pasqua, auguri a tutti i calabresi di Buona Pasqua, fermo restando che se ci dovesse essere quella miliardesima di possibilità che possa cadere in Calabria, cosa estremamente improbabile, noi siamo mobilitati da qualche giorno, lo facciamo in silenzio perché siamo in contatto con i vari prefetti e ovviamente all'occorrenza poi faremo tutte le attività di emergenza del caso. Torniamo adesso a parlare della violenta mareggiata che ha colpito proprio il Tirreno calabrese. I sindaci del Tirreno infatti chiedono di gestire da soli i fondi stanziati per gli interventi a difesa delle coste dall'erosione costiera. Il comitato I Luoghi di San Francesco non vuole attendere i tempi lunghi della regione per realizzare le opere previste per quasi 20 milioni di euro. L'ultima mareggiata, seppur straordinaria, ha fatto perdere la pazienza ai primi cittadini. Gianluca Pasqua, sentiamo.
I comuni del Tirreno Cosentino vogliono prendere in mano la situazione e difendersi dal mare, occupandosi degli interventi di protezione, senza essere sottoposti al filtro della Regione. Lo scrive Giorgio Maritato, sindaco di Acquapesa e promotore del comitato Contratto di Costa i Luoghi di San Francesco, nato nel settembre 2017 per affrontare il problema dell'erosione costiera. Maritato, nella missiva inviata al presidente della Giunta Oliverio, all'assessore Musmano e al Dipartimento Difesa del Suolo, fa riferimento alla mareggiata del 21 marzo scorso, che ha danneggiato gravemente infrastrutture pubbliche e strutture private di diversi comuni della fascia costiera. 2 giorni dopo il comitato, come ci ha riferito anche il sindaco di Cetraro Angelo Aita, ha istituito un tavolo tecnico mediante il quale sono state attivate le procedure di ricognizione e quantificazione dei danni negli interessi del bene pubblico e privato. Un evento calamitoso imprevedibile, certo, scrive il Primo Cittadino, in un contesto già aggravato dalla problematica dell'erosione costiera e oggetto di un massiccio intervento infrastrutturale che prevede uno stanziamento di somme per quasi 20 milioni di euro. Finanziamenti ancora senza una pianificazione dei relativi interventi. Ecco perché, considerato il notevole ritardo nell'esecuzione delle opere inserite nei progetti finanziati e gestiti direttamente dalla Regione e l'urgenza con cui si rende necessaria la realizzazione delle opere deputate alla protezione della fascia costiera, il Comitato chiede che sia demandata l'attuazione degli interventi ai singoli comuni, affidando la cabina di regia al Comitato stesso, disponibile da subito all'assunzione di questo ruolo. Parliamo adesso di elezioni perché sono 53 i comuni calabresi che torneranno alle urne per il rinnovo dei consigli comunali. Si voterà il prossimo 10 giugno, fra le novità la prima consultazione del nuovo comune unico Casali del Manco. Invece per Rossano Corigliano si voterà il prossimo anno. Rosalba Baldino, sentiamo. Appena il tempo di metabolizzare le elezioni del 4 marzo scorso, che hanno segnato una vera e propria rivoluzione nel quadro politico nazionale, che i cittadini di 700 comuni sono chiamati nuovamente alle urne per il rinnovo dei consigli municipali. Si voterà il 10 giugno. In Calabria la tornata amministrativa interesserà 53 comuni. Si tratta per lo più di centri medio-piccoli, la maggior parte in provincia di Cosenza, ben 16, segue il Reggino con 13, 12 in provincia di Catanzaro, 5 nel Crotonese, 6 nel Vibonese. Tra le novità c'è da segnalare la prima consultazione del comune unico Casali del Manco, frutto della fusione di 5 comuni della fascia presillana dopo il referendum consultivo dello scorso anno. Esattamente era il 26 marzo 2017. Tra i comuni interessati dalla tornata di giugno non ci sarà Rossano Corigliano, dove al termine di un lungo percorso referendario si è pervenuti alla costituzione della città unica, la terza città della Calabria per numero di abitanti, in cui si voterà però il prossimo anno. Tornando ai temi della competizione, sarà interessante verificare se e come l'esito delle politiche influirà sulle scelte che si andranno a compiere. Certo che le due elezioni, politiche e amministrative, non sono paragonabili, in quanto le comunali vivono in contesti territoriali, rispondono cioè a criteri di localismo, dove spesso le liste civiche prendono il posto delle formazioni politiche strutturate, pur avendo al loro interno espressioni politiche riconducibili ad esso. In pratica sarà interessante verificare se per esempio il Movimento 5 Stelle sarà presente con il suo simbolo, così come la Lega, tanto per citare i due partiti usciti vincitori il 4 marzo scorso, rompendo così la tradizione che vuole questo tipo di elezioni governate da una serie di simboli, per lo più espressione di liste civiche. Ed ora a Cosenza, dove il bilancio di previsione è stato approvato dal Consiglio Comunale, l'ultimo per l'assessore al bilancio Luciano Vigna. Vediamo. Il Consiglio Comunale di Cosenza ha approvato il bilancio di previsione 2018-2020, l'ultimo redatto dall'assessore Luciano Vigna, che in apertura di seduta ha annunciato all'Aula le sue dimissioni. L'assessore Vigna è poi passato alla relazione tecnica, toccando tutti i punti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, per soffermarsi poi sul bilancio di previsione. Oggi abbiamo approvato un ulteriore documento fondamentale che rimette in sicurezza ancora di più i nostri conti, in quanto prevediamo addirittura 7 milioni di euro per coprire i debiti fuori bilancio, la cui stragrande maggioranza emerge ancora dal passato perché riguarda espropri, risarcimenti danni risalenti da tanti anni ormai a questa parte, però nello stesso tempo abbiamo ridotto la spesa da un lato su parti
cosiddette non fondamentali, e però abbiamo mantenuto il livello dei servizi sempre elevato, non abbiamo ridotto di €1 la spesa per il welfare. Elemento caratterizzante sono le politiche abitative per lo sviluppo del centro storico. Abbiamo in questo caso ridotto la tassazione comunale, nel caso per esempio della Tari, di circa il 60% per coloro che vivono e operano all'interno del centro storico, immaginando anche un progetto per le politiche abitative che prevede un contributo per le giovani coppie fino a €2.500 se appunto decidessero di andare a vivere nel nostro bellissimo centro storico. Sono piccole cose che insieme poi a interventi strutturali creeranno, diciamo, i presupposti per far rivivere questa importante parte della città. Da sottolineare che non c'è stato dibattito, ma solo le dichiarazioni di voto e i ringraziamenti da parte di tutti i consiglieri all'assessore Vigna per il lavoro svolto in questi anni. I lavori sono stati conclusi dal sindaco Mario Chiuto, che ha dedicato la chiusura a quanto fatto da Luciano Vigna e al contributo immenso che in 7 anni ha dato per la crescita della città. Adesso parliamo dell'aumento dei vitalizi per gli ex consiglieri regionali, perché al vaglio degli economisti di Open Calabria l'incremento degli assegni mensili, sottolineano, è anomalo in una regione considerata povera. Vediamo. Gli ex consiglieri regionali calabresi, quelli cioè che già percepiscono il vitalizio, avranno un aumento per il 2018, lo ha deciso l'Assise di Palazzo Campanella, adeguando l'importo degli assegni a quello che tecnicamente si chiama Indice Nazionale dei Prezzi e dei Consumi. Gli economisti di Open Calabria in questo grafico riportano la distribuzione dei vitalizi calabresi per fascia di rendita mensile. Come vedete, in 5 ricevono un assegno pari a €2.450 al mese, per gli altri 43 l'assegno si colloca nella fascia tra i €3.550 e i €4.650 ogni 30 giorni. Per questi 62 ex onorevoli l'incremento del vitalizio, che prevede anche assegni di reversibilità, ha avuto un incremento dell'1,1%. L'adeguamento all'indice del costo della vita è abbastanza anomalo, perché stiamo parlando di un bacino di utenza che a mio parere è già appartenente alle classi agiate della nostra società. A livello regionale si pensi che in media questi vitalizi ammontano a circa €50.000 all'anno, che equivalgono a circa 3 volte il PIL pro capite dei calabresi, il che significa, detto in maniera abbastanza un po' più comunicativa, che un abitante medio deve lavorare 3 anni per raggiungere lo stesso reddito che un ex consigliere regionale ha all'interno di un'annualità. Open Calabria ha confrontato i vitalizi degli ex consiglieri regionali calabresi con quelli del resto d'Italia. La Calabria è una delle regioni in cui il peso dei vitalizi è tra i più elevanti d'Italia. Paradossi di una regione, la nostra, ultima per reddito pro capite, come rivelato dall'Istat, che non rinuncia a concedersi lussi, ad aumentare le diseguaglianze. Non c'è da sorprendersi se cresce dissenso e disaffezione alla politica. Ed ora la cronaca che arriva dal Catanzarese, dove lo hanno freddato con numerosi colpi di pistola nei pressi dell'abitato di Montauro. L'uomo aveva 79 anni, secondo gli inquirenti si tratterebbe di una vendetta maturata in ambito privato. Vediamo. Quelle che vi mostriamo sono le immagini riprese da una nostra troupe sul ritrovamento di un cadavere di un uomo di 79 anni, Antonio Ranieri, di Montepaone, ucciso, secondo quanto emerso dai primi accertamenti, con 3 colpi d'arma da fuoco alla testa, sparati da una calibro 22 o 7,65. Il cadavere dell'uomo è stato ritrovato nelle vicinanze dell'automobile parcheggiata davanti il cancello dell'abitazione in località Conca del comune di Montauro, nel Catanzarese. L'ipotesi più accreditata, dopo i rilievi dei carabinieri giunti sul posto perché avvertiti da un passante, è che Ranieri sia stato ucciso da una persona che lo ha atteso all'uscita da casa. Un agguato dunque, ma non si può escludere al momento
che l'uomo sia stato ucciso da qualcuno che conosceva, con il quale forse avrebbe avuto una discussione prima di salire in auto. L'omicida ha estratto la pistola ed ha sparato contro Ranieri, provocandone la morte istantanea. Sarà l'autopsia a fornire ulteriori elementi utili per le indagini. I carabinieri intanto stanno sentendo familiari e conoscenti per acquisire informazioni utili a ricostruire il contesto in cui è maturato l'omicidio e il possibile movente. Ed ora parliamo di una nuova intimidazione alla Coop antimafia Valle del Marro, in un terreno confiscato al clan Molè di Gioia Tauro, tagliate piante di kiwi. Vediamo. La Coop antimafia Valle del Marro libera terra ancora nel mirino della criminalità organizzata. In un terreno di contrada Sovereto di Gioia Tauro affidata alla Coop sono state estirpate e tagliate oltre 200 piante di kiwi. La scoperta è stata fatta quando i ragazzi si sono recati per lavorare nel campo confiscato alcuni anni fa alla cosca Molè di Gioia Tauro dell''Ndrangheta. Intere file di piante che erano state piantate mesi fa sono state estirpate e lasciate per terra, mentre altre erano state tagliate di netto. Si tratta del quarto atto intimidatorio in un solo anno in quel terreno. Sulla vicenda hanno avviato indagini i carabinieri del gruppo di Gioia Tauro, ai quali i responsabili della cooperativa hanno presentato denuncia. La cooperativa Valle del Marro è composto da un gruppo di giovani che rifiutano la logica del compromesso, l'apatia del quieto vivere e la rassegnazione culturale all'onnipotenza mafiosa. Noi, ha riferito il presidente della cooperativa Domenico Fazzari, continueremo ad andare avanti e, come avvenuto in passato in occasione di altri episodi, innesteremo nuovamente le piante come segno di resistenza nei confronti di una mentalità mafiosa che, anche se incute paura, non riuscirà a vincere. Ancora una notizia di cronaca: i carabinieri della stazione di Cosenza principale nella mattinata di oggi hanno tratto in arresto un 39enne pregiudicato del posto, sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno, resosi responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e violazione della misura di prevenzione. Nello specifico i carabinieri hanno atteso l'arrivo di un consumatore per poi accedere nell'abitazione dell'uomo, dove hanno rinvenuto sul tavolo della cucina ben 20 grammi di cocaina e 7 grammi di eroina, nonché materiale per taglio e confezionamento e anche un bilancino di precisione sottoposto a sequestro. L'uomo è stato arrestato ed è stato tradotto presso la casa circondariale a disposizione della Procura di Cosenza. Adesso i nostri 100 secondi di cronaca. Un incendio sulle cui cause sono in corso accertamenti ha interessato un capannone di 900 metri quadrati adibito a deposito di mobili. È accaduto in località Passo Vecchio a Crotone, ingenti i danni. Sul posto sono intervenute 4 squadre di vigili del fuoco con 4 mezzi antincendio, un'autoscala. Il materiale contenuto all'interno è andato completamente distrutto. L'elevata temperatura ha provocato la caduta del tetto e di alcune pareti della struttura. Nascondeva in casa una pistola clandestina, arrestato dai carabinieri nel Vibonese un autotrasportatore incensurato di 64 anni. L'uomo, emigrato in Svizzera, era tornato a San Calogero, il suo paese natale, per trascorrere le festività pasquali. I carabinieri hanno trovato all'interno di una credenza in cucina una pistola calibro 6,35 e 48 munizioni calibro 7,65. Accanto all'arma e ai proiettili vi erano anche 2.300 euro in banconote di diverso taglio. I carabinieri della compagnia di Crotone hanno attuato nel centro storico cittadino uno straordinario servizio di controllo del territorio. I militari dell'Arma, durante le attività e con l'aiuto delle unità cinofile del comando provinciale della Guardia di Finanza Pitagorica, hanno così scoperto in un edificio abbandonato 100 grammi di marijuana e 2 di cocaina. La droga era stata ben nascosta in un tubo di plastica. Un'area demaniale marittima sulla quale era stata realizzata una discarica abusiva di rifiuti solidi urbani e speciali è stata sequestrata dai militari della Guardia Costiera di Pizzo e Vibo Valencia nell'area del comune di Pizzo. L'area dopo il sequestro è stata affidata in custodia giudiziale al sindaco di Pizzo secondo le disposizioni dell'autorità giudiziaria. Salgono a 411 casi di morbillo segnalati in Italia al Sistema Nazionale di Sorveglianza nei primi 2 mesi dell'anno, lo riporta il bollettino realizzato dall'Istituto Superiore di Sanità. Oltre l'80% dei casi è stato segnalato da 4 regioni, fra cui la Calabria.
Ancora la cronaca che arriva da Vibo, dove i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere messa dal GIP su richiesta della DDA di Catanzaro nei confronti di 9 presunti esponenti di vertice della famiglia 'ndranghetistica dei Soriano, di Arzona, Pizzinni, di Filandari. L'operazione Nemea, condotta recentemente, ha azzerato i vertici della struttura con l'arresto anche di vari sodali affiliati all'Andrina dei Pizzinni, ritenuti i responsabili di una vera e propria strategia del terrore per riacquisire il controllo criminale della zona. Le ordinanze di oggi sono state emesse dopo che è stata confermata la sussistenza delle esigenze cautelari per tutti i soggetti già destinatari di fermo. Il GIP di Catanzaro ha emesso inoltre un'ulteriore misura cautelare in carcere nei confronti di Gaetano Soriano, fratello di Leone, accusato di detenzione e traffico di sostanza stupefacente in concorso con gli altri. E Giovanni Bombardieri guiderà la Procura di Reggio Calabria. Si aspetta la valutazione del plenum del CSM dopo che la Commissione per il conferimento degli incarichi direttivi del CSM ha proposto all'unanimità l'attuale procuratore aggiunto di Catanzaro. Vediamo. Si aspetta la valutazione del plenum del CSM, ma ormai è certo che Giovanni Bombardieri guiderà la Procura di Reggio Calabria. La Commissione per il conferimento degli incarichi direttivi del CSM infatti ha proposto all'unanimità l'attuale procuratore aggiunto di Catanzaro quale successore di Federico Cafiero De Rao. Originario di Riace, Bombardieri è in magistratura dal 1989. Nel corso della sua carriera ha ricoperto incarichi importanti. In qualità di sostituto procuratore a Roma, tra l'altro, ha coordinato inchieste sugli sperperi nella sanità regionale, su Finmeccaniche e sul gruppo criminale facente capo a Gennaro Mokbel. Nel 2012 il CSM lo ha nominato procuratore aggiunto di Catanzaro e nella procura del capoluogo calabrese Bombardieri, oltre a essere delegato per i reati di terrorismo, è stato coordinatore del settore dei reati contro la pubblica amministrazione e per la DDA dell'area tirrenica della Calabria. Accanto al procuratore capo di Catanzaro, Nicola Gratteri, ha seguito indagini complesse e delicate, ottenendo risultati importanti nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata. La proposta della Commissione passerà adesso alla valutazione del plenum del CSM, come dicevamo, che deciderà sulla nomina di Bombardieri nelle prossime settimane, ma dovrebbe essere solo una formalità e a breve Giovanni Bombardieri guiderà uno dei più importanti uffici giudiziari italiani. Adesso a Cosenza, campione calabrese delle cartoniadi. Il titolo certifica la bontà della raccolta differenziata di carta e cartone della città dei Bruzzi. Sentiamo. La città di Cosenza si è aggiudicata il titolo di campione di raccolta differenziata di carta e cartone nelle cartoniadi della Calabria. Il campionato della raccolta differenziata di carta e cartone è organizzato da Comieco, il Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi a base cellulosica. È un'iniziativa fatta per stimolare la raccolta differenziata di carta e cartone in Calabria, che ha visto coinvolte 6 importanti città della Calabria, e Cosenza si è distinta per un incremento molto importante della raccolta di carta e cartone e quindi conquista questo premio. Oggi questa premiazione sta a significare che il Comune di Cosenza, con un impegno importante, è riuscito a raggiungere un risultato fondamentale per la città di Cosenza, anche perché carta e cartone pesano più o meno il 30% della raccolta differenziata in genere, quindi questo significa che se ha vinto un premio del genere messo a disposizione da Comieco, significa che la raccolta differenziata del Comune di Cosenza sta andando molto bene. Il premio di 30.000 euro assegnato a Cosenza sarà utilizzato dall'amministrazione comunale per l'acquisto di nuovi giochi per bambini da collocare nei parchi cittadini. Oggi Cosenza è una delle prime città italiane che fa con grandi risultati la raccolta differenziata con il sistema porta a porta, con percentuali alte per una città capoluogo di circa il 60%, ed è quindi stata premiata anche per quanto riguarda la raccolta della carta e del cartone. Questo è il modo in cui i cittadini possono riconoscere lo sforzo che hanno fatto, che ha fatto l'amministrazione comunale, ma soprattutto gli utenti, quindi le persone che vivono nelle case, che quindi si applicano ogni giorno per differenziare i rifiuti. E quindi non solo adesso ci sarà quest'anno una riduzione sulla tassa dei rifiuti del 5%, grazie a questo virtuosismo che stiamo portando avanti con la raccolta differenziata e il ciclo dei rifiuti, ma poi avremo la possibilità di
far capire ai cittadini che proprio questi risparmi vengono anche utilizzati per attività utili per i bambini, come per esempio questo dell'utilizzo di giochi riciclati all'interno dei nostri parchi. Adesso vi mostriamo l'appello di Padre Fedele che chiede aiuto per completare una struttura per disabili e per persone in difficoltà. Sentiamo. Pace e bene a tutti. 4 anni fa mi hanno regalato questo terreno dove non c'era nulla ed io veramente non volevo, perché data la mia età dico cosa faccio. Poi, tenendo presente che ho una bambina disabile, Anna, che ho portato dal Congo Brazzaville quando aveva 2 anni e su una sedia a rotella, ho pensato di fare una costruzione non solo per lei ma per tutti i bambini disabili, ed ho incominciato senza denaro, raccogliendo ferro vecchio e riciclandolo. Certo, le istituzioni non hanno avuto una lira, però ho bussato al cuore dei benefattori, a voi che mi avete dato sempre un piccolo contributo, e sono riuscito pian piano a fare tutto ciò che adesso voi vedete. Certo, ancora ci vuole, perché nell'interno manca il complesso, diciamo, elettrico, i pavimenti, i riscaldamenti. Penso che per terminare il tutto ci vorrebbero circa un 200.000 euro, però piano piano riusciamo, perché non lo faccio io, siete voi che avete realizzato questo, e tenete presente che il Signore aiuterà le vostre famiglie, perché chi aiuta i poveri, come dice Papa Francesco, che sono la carne di Cristo, aiuta Gesù Cristo. Adesso le previsioni del tempo. Ben ritrovati allo spazio delle previsioni del tempo a cura di meteincalabria.it. La presenza di un promontorio anticiclonico e l'attivazione di correnti miti provenienti dal Nord Africa hanno favorito un deciso miglioramento delle condizioni meteorologiche sulla Calabria e un deciso rialzo delle temperature che, dopo un periodo sottomedia, ci ha fatto assaporare i primi tepori primaverili che si avvertiranno maggiormente nella giornata di venerdì. Tuttavia si tratta di una breve tregua. Infatti, dalla giornata di sabato, una nuova perturbazione pilotata da un vortice di bassa pressione presente sull'Europa centrale causerà un peggioramento che interesserà principalmente i versanti tirrenici ed interni e causerà un brusco calo delle temperature che favorirà il ritorno della neve sui monti. Passiamo alla previsione in dettaglio per la Calabria. Sabato. Al mattino cielo sereno, poco nuvoloso ovunque. Dal pomeriggio sera deciso aumento della nuvolosità sui versanti tirrenici ed interni, con piogge sparse localmente anche a carattere di rovescio temporale, e debole nevicate oltre i 1300 metri su Pollina e Sila e dai 1500 metri sull'Aspromonte. Altrove cieli parzialmente nuvolosi senza fenomeni di rilievo, temperature in deciso calo. E adesso analizziamo lo stato di mari e venti. Sabato il Mar Tirreno poco mosso con venti deboli in direzione meridionale, il Mar Ionio molto mosso con venti da moderata sostenuti dai quadranti meridionali. Ed infine, prima di salutarci, vi ricordo che oltre al nostro sito web www.meteincalabria.it potrete seguirci sulla nostra pagina Facebook Mete in Calabria. Per la puntata odierna è tutto, grazie e arrivederci al prossimo appuntamento. Anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.